Viva Maddalena batte Roma Comerese nella penultima giornata del girone D del campionato di promozione. Con una doppietta di Sia sul rigore di Volante, i maddalenini portano via l'intera posta in palio dallo Scalarba e arrivano a un passo dal ritorno in eccellenza. Domenica Pietro Secci con l'Alghero basterà un punto per la vittoria matematica all'ultimo turno. Senza Scarfò, Mureddu e Santoro, la squadra di Cuscusa scende in campo con Secchi Pes Ciardiello, Ledda Colombo Luggiu, Dettori Cesari, Sanna Casalunga e Uras. Mister Averini schiera la capolista con De Pedro Spina Spagnolo, Di Gennaro Conti Arricca, Vitiello Musba, Volante Siazzo e Masi, arbitra Enrico Capai della sezione di Cagliari, assistenti Francesco Martone della sezione di Sassari e Andrea Poppo della sezione di Oristano. Sono un centinaio di tifosi arrivati dall'arcipelago, vista anche la giornata soleggiata. Il primo tentativo è della Macomerese, su punizione di Sanna, palla che esce di poco. Siazzo comincia a creare qualche problema alla difesa di casa, qui mette dentro Petit Gennaro, anticipato in extremis. Il gol arriva all'8º, Siazzo scatta in posizione regolare, tenuto in gioco da Ciardiello, evita l'intervento di Pes e sblocca il punteggio di sinistro, mandando invisibili i supporters ospiti. La Macomerese prova a reagire con il mancino di Sanna, De Pedro attento. L'Ilva prende coraggio e raddoppia 10 minuti dopo, ancora con il bomber di Torpè, che sfrutta al meglio un lancio di Gennaro e fulmina Secchi. 2-0 e altro boato sulle tribune dello Scalarba. Storditi dal doppio vantaggio, i padroni di casa tentano di sfruttare le palle inattive. Ancora Sanna libera Dettori, che in aria viene canciato da Spina. Rigore che il centravanti di casa trasforma con freddezza. L'Ilva risponde con questo scambio tra Volante e Masi, senza esito. La Macomerese va vicina anche al 2-2, angolo di Ruggio e Colombo centra la traversa. Il terzo gol arriva alla mezz'ora, Arricca sventaglia in avanti, Volante non ci arriva, Siazzo anticipa il portiere che lo tocca, altro rigore che Volante realizza per il 3-1. Prima del riposo l'Ilva ha un'altra occasione, ma Colombo salva su botta sicura. Nella ripresa la Macomerese cerca di tornare in partita. Al 49esimo cross di Sanna, ma Uras non riesce a centrare la porta. Cuscusa si gioca anche la carta di Angelo, in precarie condizioni. Al 63esimo Cesari per Sanna, che calcia alto da buona posizione. Pochi minuti dopo, Cuscusa viene mandato anzitempo negli spogliatoi per proteste. Al 70esimo Spina, già munito, allontana la palla e si becca il secondo giallo, il va in 10. La squadra maddalenina alleggerisce la pressione con questa giocata di Volante per Siazzo, la mira è precisa. Al 76esimo altra occasione per i locali. Di Angelo serve Colombo. Cross in aria, il talento bosano spreca tutto da ottima posizione. A 5 dal termine, ovazione quando Siazzo esce dal campo, sostituito da Giorgi. All'ultimo minuto di recupero, la Macomerese accorcia le distanze con Di Angelo, che sfrutta un varco per infilare De Pedro. Non c'è più tempo, l'Ilva vede l'eccellenza. La Macomerese deve vincere a Porto Torres per conservare la categoria.